Una lettera anonima consegnata al fornaio di Enego con l'intestazione dell'Agenzia delle Entrate e con una minaccia piuttosto chiara. Fate saltare l'appuntamento con Ranucci oppure facciamo saltare lui. E l'appuntamento con il giornalista conduttore di Report al centro in queste ore delle notizie di cronaca nazionali per l'arresto del suo amico Walter Lavitola salta davvero. Dietro tutto questo ci sarebbe nuovamente la mano di Adriano Cappellari, il giovane aspirante giornalista di Enego indagato per simulazione di reato, procurato allarme e truffa ai danni dello Stato per l'attentato incendiario alla sua abitazione avvenuto il 30 maggio scorso. Cappellari ha già ammesso le sue responsabilità tanto per una serie di lettere minatorie che si era spedito da solo, quanto per l'attentato, rivelando al PM del Tribunale di Vicenza l'architettura del suo piano. E durante l'interrogatorio di venerdì nel comando dei carabinieri del capoluogo berico avrebbe ammesso anche di aver scritto e spedito la lettera che ha fatto annullare l'evento culturale con Ranucci a Enego in programma dopo Ferragosto. Il suo avvocato Roberto Rigoni Sterna non conferma la circostanza perché ci sono indagini in corso. Il sindaco di Enego Marco Frison in queste ore non è raggiungibile, ma in paese più di qualcuno ammette che la notizia non è poi così clamorosa, visti i pregressi. Resta da capire se e come questa novità, se dovesse essere confermata, possa influire sulla situazione già complessa di Cappellari e sul percorso che dovrebbe portarlo lontano dal paese a una nuova vita. Ranucci sarà comunque ad Asiago il 20 agosto per un altro incontro con i cittadini, già organizzato da tempo, mentre quello di Enego è stato annullato, e ora sappiamo anche perché, motivando la cancellazione con la necessità di dare serenità a una comunità già provata.